Amici sportivi, ma soprattutto amici dello sport ed orientamento, benvenuti ad Imer. Ci troviamo ai piedi della Valle di Primiero per 2 giorni di orienteering fantastica, campionati nazionali sprint oggi e campionati nazionali long domani, CSI a Sovramonte assieme al campionato regionale Trentino sprint e campionato regionale long Veneto e del Friuli Venezia Giulia domani. Ma parliamo di oggi di Imer con Antonio Loss, che è l'assessore allo sport di questo comune e grande orientista, che fra l'altro oggi farà la gara. Sì, oggi mi cimenterò in questa gara sprint, appunto una gara veloce, corta e che si svolgerà all'interno del centro storico del nostro paese di Imer. Il comune di Imer è sempre stato un'amministrazione vicina allo sport, vicina all'orienteering, più di 30 anni di storia in questa disciplina, quindi non solo ovviamente lo sport dell'orienteering ma anche le discipline invernali come lo sci da fondo, e siamo proprio alle porte dell'inverno e fra qualche istante, quando le temperature lo permetteranno, saremo pronti per produrre la neve artificiale per fare la nuova pista di fondo che abbiamo proprio qui nel nostro territorio. Dunque stagione invernale che si aprirà proprio con la pista di fondo di Imer. Oggi fra l'altro, ricordando un'estate che è stata un po' traballante, questa è il 2014, c'è una giornata di sole magnifica, sembra proprio di essere in estate. Imer ha però anche una vocazione turistica e artistica molto marcata. Sì, dall'altra parte, dalla parte del turismo, abbiamo diversi progetti che sono nati negli scorsi anni ma che trovano così una continuazione in questa annata. Posso citare Sent'Arte, un progetto che vede delle panchine artistiche che sono quelle di artisti locali che hanno prodotto e sono proprio dislocate all'interno del centro storico e che vedremo durante la gara di oggi. Ma non solo, noi a 360 gradi offriamo un pacchetto con delle manifestazioni in estate, in primavera, in autunno e in inverno, con dei concerti piuttosto che delle rappresentative teatrali e quant'altro per offrire un pacchetto turistico completo al nostro amico turista che vuole essere e rimanere qui con noi. E allora proprio grazie alla gara di oggi qui ad Imer andiamo a vedere le vie, andiamo a vedere il centro di questo paese che vive di turismo, di sport e di arte 12 mesi l'anno. Buon divertimento! Il teatro è il centro di Imer, primo comune della Valle di Primiero, ed il protagonista indiscusso è l'orienteering. La gara sprint del sabato ha assegnato il titolo nazionale CSI e di regionali trentini con gli atleti dell'US Primiero sugli scudi, osservati speciali dai cugini del gruppo sportivo Pavione, impegnati nell'organizzazione della gara. In MA sfida all'ultimo secondo fra Riccardo Scalet e Giacomo Zagonelle, con quest'ultimo primo abile a spuntarla per soli 3 secondi. Per lui cronometro a 13,49 nei 3100 metri di percorso. Sapevo che era un osso duro, l'ho spuntata per 3 secondi, un po' l'ho rischiata, ho rischiato l'oro per dei punti un po' imprecisi, mi è andata bene, questa volta ho vinto io, la prossima avrà una buona motivazione per battermi. Per Scalet, secondo al traguardo, rimane il ricordo di una stagione straordinaria culminata con il titolo di vice campione europeo juniores. Bel ricordo, però anche una grande responsabilità, perché ora tutti si aspetteranno che il prossimo anno andrà altrettanto bene, se non meglio, però è quella la cosa più difficile, appunto, è rifarlo, perché una volta va bene, la prossima sarà difficile. Fra le donne, Francesca Taufer chiude in 18,56, 13 secondi in meno di Jessica Orler. È andata abbastanza bene, il fatto di conoscere la zona forse mi ha un po' aiutato, però comunque dai, ce l'ho fatta. Devo ammettere che il tracciatore è stato veramente bravo, è riuscito a complicarmi i posti che conosco molto bene, quindi complimenti. Oggi era una gara sprint, quindi è una gara molto veloce. Ho cercato di tracciare in modo da che gli atleti passassero per i punti più significativi del paese e che in modo si vedesse, sì, privilegiare la parte tecnica dell'orienteering, però anche vedendo le bellezze che ci sono nel nostro paese. Era bello difficile, con delle farfalle interessanti e non era scontato, è proprio un bel percorso, un bel tracciato. Ho fatto qualche errorino ma poco e niente, però non ero proprio in forma, quindi ho perso un po' di velocità, probabilmente di lettura della carta. Però è andata bene la gara.
Nella stessa gara a vincere il titolo nazionale sprint CSI sono stati 2 trentini, Martina Palumbo del Trento O e Fabio Daves dell'US Villazzano. Sono contenta, non me lo aspettavo e è sempre bello correre in questo paese qua in Primiero, sono sempre contenta di venire. È stato bello, è andata bene. Ho iniziato a fare la categoria 12 anni, mi piaceva, visto che mi piaceva ho deciso di abbandonare tutti gli altri sport che facevo perché l'orienteering è davvero il più bello. Ho fatto qualche errorino ma niente di che, nel complesso sono soddisfatto. Bisogna correre forte ma rimanere sempre attenti per non sbagliare. E ho finito in progressione, sono riuscito ad arrivare bene, sono soddisfatto della mia gara. In Trentino lo sport a orientamento è nato con Vladimir Plas, con Cavini Benito, che anche ha fatto tanto per il CSI. Poi il CSI Trentino ha organizzato, quest'anno è già il 32esimo campionato provinciale di CSI che organizziamo. In gara ed in premiazione anche il presidente della FISO Trentino, Lino Orler. Vogliamo avvicinare i giovani e ci stiamo su questo attivando, stiamo facendo tutta una serie di attività per invogliarli con le scuole e anche attraverso il comitato CONI Trentino. Stiamo avviando delle collaborazioni con gli insegnanti di educazione fisica e diciamo che la scommessa è questa, insomma, perché se non creiamo base non potremo avere anche campioni. Certo, poi abbiamo, come è stato detto anche qui oggi, un vice campione mondiale giovanile, proprio qui al Primiero, che sicuramente è un punto di riferimento per tanti ragazzini e ragazzine che oggi si stanno divertendo. Fermatevi anche a Dimer, ci sono tante cose belle da vedere, ci sono tante proposte, è una valle ricca, una valle che veramente non si stanca mai di fornire spunti e di accogliere i turisti in tutti i mesi dell'anno. Per tutti voi, per tutti gli appassionati dei piccoli e grandi eventi, vi invitiamo a visitare il sito www.imereventi.it. Una gara e delle condizioni meteorologiche stupende qui a Dimer, allora con Adriano Bettega che è il presidente del gruppo sportivo Pavione, la società di casa organizzatrice, parliamo proprio dell'orienteering a Dimer che ha una tradizione ultra trentennale. Sì, direi di sì, nel senso che noi abbiamo iniziato nell'81-82 a fare attività, diciamo, promozionale, i primi approcci, diciamo, quello che allora era uno sport nuovo, sconosciuto. Eravamo paragonati alla caccia al tesoro, invece è una disciplina sportiva come tutte le altre. Personalmente, nel puntuale, io venivo dalla corsa su strada, dalla corsa in montagna, e quando avevo conosciuto l'orientamento, ancora in pantaloncini corti, arrivavo sempre tutto graffiato, gambe insanguinate, sembrava un pazzo. Invece diciamo, questa mia pazzia ha contagiato anche altri. Adesso siamo un gruppo di un centinaio di praticanti fra bambini piccoli e adulti e ci dà soddisfazione, diciamo. Sì, perché fra l'altro oggi abbiamo visto una gara in un centro cittadino, ma da domani a Sovramonte con la gara long si andrà tutti in bosco e lì cambiano un po' le difficoltà tecniche. Certo, nel tempo l'orienteering si è maturato, si è modificato. Una volta era per antonomasia lo sport dei boschi, ultimamente è stata riscoperta anche, diciamo così, la valorizzazione dei centri urbani, per cui anche oggi nel paese è stata una bella esperienza, si è visto vivere in mer, il paese. Domani invece in collaborazione con l'SD Fonzaso è a Sovramonte nei boschi. Spero che sia altrettanto bene la riuscita come oggi. Grazie allora ad Adriano Bettega, presidente del gruppo sportivo Pavione. Dal Trentino, da Imer, ci spostiamo allora a Sovramonte in Veneto per i campionati nazionali CSI Long, campionato regionale Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Sovramonte, campionati nazionali CSI Long, di orienteering ovviamente, campionati regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, con il sindaco Federico Dalla Torre. Eccoci qui a parlare di questa località magnifica, perché oggi splende il sole, ma perché ha veramente molte bellezze da mettere in mostra. Sovramonte accoglie oggi gli atleti con grande gioia in questo meraviglioso altopiano alle falde delle prealpi Dolomiti Bellunesi,
30% di questo territorio sovramontino fa parte del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il rimanente 70% è costituito dalle valli laterali e dalle zone abitate. Cosa offre il Sovramonte? Il Sovramonte offre un ambiente incontaminato, offre delle particolari chiese affrescate ancora dal 200 in avanti e offre il primo albergo diffuso del Veneto nella frazione di Faller. Faller che è anche la capitale della mela prussiana. Dall'abitato di Col de Mic giù fino a Sorriva, passando per i boschi, ai piedi del Parco delle Dolomiti. Uno scenario fantastico, quello del campionato nazionale CSI Long e regionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, in una gara organizzata dalla SD Fonzaso in collaborazione con gli amici del Pavione. Fra le donne, la campionessa veneta è Anna Giovanelli, sul podio assieme ad Alice Ventura e Sara Di Furia. Sono contenta, la gara è andata bene, ho fatto una gara abbastanza pulita, ho corso e ho cercato di impegnarmi al massimo. Faccio allenamenti di atletica, però li faccio per praticare orienteering. Sì, è il mio sport principale, l'orienteering. In MA è Emiliano Corona della Forestale a conquistare il titolo veneto, staccando di 48 secondi Carlo Rigoni e Michele Franco. È andata molto bene, la gara era molto impegnativa dal punto di vista fisico e mi sono soddisfatto. Porto a casa il titolo veneto, porto a casa anche la vittoria di giornata, quindi direi che meglio di così non poteva andare. Ci avevo corso più o meno una ventina di anni fa, è stata una delle prime gare che ho fatto in questa zona, quindi sì, io abitavo qui vicino in Primiero, quindi c'ero già stato, ecco, erano molti anni che non bazzicavo più in zona. E proprio il terzo classificato diventa campione nazionale CSI. È il vicentino Michele Franco, tesserato con l'Atletica Caldogno. Fra le donne, la campionessa nazionale CSI è Alice Ventura, dell'Unione Sportiva Lavanze. La gara è andata abbastanza bene, sono contento. Ho fatto qualche errorino, qualche imprecisione, però niente di troppo grave, insomma. La gara è andata bene, la giornata ha sicuramente aiutato. I percorsi erano interessanti e sì, il bosco non troppo scorrevole, abbastanza tecnico se volete. Divertente comunque, divertente. Molto contenta, sì. È stata una gara abbastanza dura perché c'era molto da correre, però sono contenta. Ho avuto difficoltà all'inizio per entrare in carta, però poi mi sono abbastanza adeguata e è andata bene. Per il centro sportivo italiano, quello corrente, è un anno particolare. Si festeggia infatti il 70° della sua fondazione. 70 anni, sono 70 anni che è nato il CSI nazionale, è nato nel 1944 durante la guerra. Sono 70 anni che il CSI fa educazione. Una bellissima esperienza questa, soprattutto in questo bellissimo territorio all'interno del Parco delle Dolomiti Bellunesi, patrimonio dell'UNESCO. Non è la prima esperienza di nazionale di centro sportivo italiano che ospitiamo Belluno. L'anno scorso infatti abbiamo portato che in nazionale di atletica, quest'anno la prima esperienza con l'orienteering e direi molto positivo il fatto che nasca questa collaborazione fra enti di promozione e la federazione che è la FISO. La gara long, a differenza della sprint del giorno prima di Mer, presenta alcune difficoltà peculiari. Si corre sì, ma in bosco, nel quale è necessaria una tecnica particolare. Si corre molto forte, ci sono degli atleti che corrono molto forte in bosco, anche se apparentemente non sembra, perché ci vogliono delle caratteristiche e delle attitudini molto particolari. Per cui l'allenamento ideale sarebbe sì quello di fare una corsa, una preparazione di base all'esterno, sulle strade, sulle piste, ma comunque anche fare delle buone e ottime preparazioni in bosco. Ed in Veneto si inizia a programmare la nuova stagione federale. Moltissime le gare in calendario in una delle regioni faro per il movimento orientistico nazionale. Molte sono le gare, siamo a 60 gare in un anno, quindi insomma un bel programma. Mercoledì faremo il programma per l'anno prossimo, speriamo di arrivare a questo livello. Qui erano 400 persone, quindi un segno di una vitalità di uno sport che alla fine è uno sport di nicchia, uno sport che possiamo considerare ancora minore. Però la gente viene, si diverte, vediamo ancora molti giovani, quindi un bel segnale per la nostra regione, così come il Trentino ovviamente, che è anche lì l'orientamento da 40 anni va avanti e vediamo giovani, quindi
crediamo fortemente nello sviluppo di questo sport e nell'arrivo al sogno finale, che è quello olimpico. Un numero assolutamente considerevole che ha riempito con la propria presenza ed il proprio entusiasmo i boschi di Sovramonte. È una partecipazione che rende merito all'organizzazione del Fonzaso, terza società classificata della 2 giorni dietro a Primiero e Pavione, e dal suo staff che in sinergia con i sodalizi limitrofi sta compiendo passi da gigante. Abbiamo grosse collaborazioni anche col GS Pavione e col vicino US Primiero per improntare degli allenamenti insieme in modo da far crescere tutti i ragazzi, sia dai principianti fino ad un livello maggiore. Abbiamo avuto infatti quest'anno Bertelle Michele che è andato agli europei, si è qualificato per gli europei. Ehi là, salve, buongiorno, di solito sono più in ordine. E dopo le meravigliose immagini della gara della competizione long qui di Sovramonte, eccoci in chiusura con il presidente della SD Fonzaso, Guido Parteli, che proprio qui a Sovramonte con la sua società ha organizzato questa competizione. Allora, una società, il Fonzaso, che si espande nel territorio oltre il vostro comune. Siamo qui nel territorio di Sovramonte per proporre Lorentiri anche in questa bellissima località. Assieme al GS Pavione, noi dell'SD Fonzaso proponiamo questa attività perché venga divulgata tra i giovani. Anche col CSI, che è come il primo campionato nazionale, è una cosa che volevamo da molto tempo e siamo riusciti con entusiasmo a portarla a termine. E ci pare che da come è stata organizzata questa gara, la gara di ieri di Imer, qui veramente le cose le si sappiano fare in maniera egregia. Grazie a Guido Parteli, un saluto a tutti voi qui da Sovramonte, da questi magnifici posti.